cominciarono a essere liberazioni, perché è la parola di Cristo che opera e agisce. Gloria sia al Signore. Alla tua parola io agirò. Gloria sia al Signore. Alla tua parola io mi muoverò. Gloria sia al Signore. È importante come noi ascoltiamo la parola di Dio. È importante come riceviamo la parola di Dio. Perché la parola di Dio è vita. Gesù dice che le mie parole sono spirito e vita. Chi mi ama, osserva la mia parola. E io l'amerò e mi manifesterò. Si manifesta quando noi alla sua parola agiamo. Lui non può venire meno alla sua parola, perché la sua parola produrrà l'effetto, la sua parola produrrà frutto. La parola di Dio non torna a lui a vuoto. Gloria sia al Signore. E quella promessa che Dio ci ha fatto, quella promessa che Dio ti ha fatto, quella parola che Dio ti ha data, non tornerà a vuoto, perché Dio la adempirà. E se dice ancora nella sua parola, dice il Signore, se io tardo, aspetta. Alleluia. Aspetta, perché io per certo verrò, e opererò, e ti libererò, e ti guarirò, e ti rialzerò, e ti ristorerò, e ti soccorrerò, perché io sono il Dio che si prende cura di te, e tu sei prezioso come la pupilla dei miei occhi, dice il Signore. Gloria sia a Dio, alleluia. È la tua parola, presa la parola di Cristo, presa una quantità di pesci, che furono talmente sbalorditi, e che sicuramente nella loro vita mai avevano fatto una tanta pesca, mai si erano visti così le barche che stavano quasi affondando, e per affondare le barche che sicuramente saranno state 5 metri per 2 metri di larghezza, piene di pesce che stavano affondando, vuol dire che non era un miracolo soprannaturale. Ma c'è stata una cosa molto importante. Gesù disse a Pietro: da oggi tu non sarai più pescatore di pesci, dove tu sarai un pescatore di uomini. E loro lasciarono ogni cosa e seguirono Gesù. Sai, quando Gesù ti ci chiama a seguirlo e a servirlo, Lui non ci lascia a mani vuote. Lui provvede ai bisogni nostri e delle nostre famiglie. Lui ha provveduto che con cui fece sicuramente la famiglia di Giovanni e di Giacomo e del loro padre Zebedeo, figlio di Zebedeo, e di Simone e della sua famiglia, perché sicuramente anche Pietro era sposato e aveva una famiglia. Dio provvide e loro potevano seguire Gesù perché stavano tranquilli, perché Dio aveva già provveduto. Dio ci chiama a seguirlo e a servirlo, e noi dobbiamo credere che Lui ha già provveduto. Io posso dirvi in tutti questi anni che sto camminando il Signore, che ho visto una cosa, ho chiesto solo a Dio: Signore, fa che io non diventi ricco, Signore, fa che io non diventi ricco, ma che abbia il sufficiente. E posso dirvi che nulla è mai mancato nella mia casa. Anche se molte volte sono arrivate le tempeste, anche se molte volte sono arrivati i problemi, anche se molte volte sono arrivate le difficoltà, ma una cosa ho visto: la fedeltà di Dio. E Dio è fedele, la sua fedeltà non verrà mai meno. Perciò dobbiamo continuare a credere alla parola di Cristo Gesù. Credi e vedrai la sua gloria. Un giorno, agli inizi del mio cammino col Signore, c'era un momento di scoraggiamento, un momento che ero lì traballante, ma era agli inizi del mio cammino col Signore, i primi tempi, e una parola uscì dalla bocca di Dio, dallo Spirito Santo, mi disse: credi e vedrai la mia gloria. Credi e vedrai la mia gloria. Gloria sia al Signore. E noi dobbiamo credere alla parola di Cristo Gesù. Se Pietro alla parola di Cristo non avesse andato a gettare la rete, non avrebbero raccolto quei pesci, e sicuramente non sarebbero stati sbalorditi, e sicuramente non avrebbero seguito Gesù. Ma la parola di Cristo dice: alla tua parola io ubbidirò. È importante quando noi ascoltiamo la parola di Dio, non tutta, ma quella che è la parola di Dio rivolta a ciascuno di noi, perché quando la parola di Dio viene data, sicuramente a ciascuno di noi c'è una parola, c'è un messaggio, c'è un pensiero che ciascuno di noi riceve. Perché quando Dio parla a tutti, e parla in un modo che ciascuno riceve ciò che lui ha bisogno. E gloria sia al Signore. Quando noi riceviamo quella parola e la facciamo nostra e la mettiamo in pratica, allora la gloria di Dio si manifesta. E Dio non può venire meno alla sua parola. Allora Lui opererà.
le montagne cominceranno ad appianarsi, le valli scabrose cominceranno ad appianarsi, le vie tortuose saranno addrizzate. E se ci sono molte situazioni difficili, molte vie tortuose nella nostra vita, Dio comincerà a mettere a posto e comincerà a mettere ordine. Perché? Perché abbiamo che noi, la parola di Dio dentro di noi abbiamo la parola e diciamo sì, io credo alla tua parola, mi costi ciò che costi. Perché seguire Gesù c'è un prezzo da pagare. Amen. Chiunque vuole venire da me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Alleluia. Mi segua, la croce. Non aspettarti che seguendo Gesù avrai battimani. Non avrai battimani dalle persone, ma che ti potranno dare e innalzare è Cristo Gesù. Da Lui sì che puoi avere battimani, perché tu fai la sua volontà, perché tu cammini nella sua rettitudine, perché tu metti in pratica la sua parola e tu vedi la gloria di Dio giorno dopo giorno nella tua vita. Grazie a Dio che fino ad oggi tu hai visto la gloria di Dio, ma ancora Dio ha un piano glorioso ancora di più per la tua vita, ancora un piano glorioso di più per questa comunità, ancora più un piano glorioso di più per la comunità di Magnano. Dio è colui il Dio che moltiplica, il Dio che benedice in abbondanza, perché la mano di Dio non si era accorciata, ma Lui vuole fedeltà, ubbidienza. Crediamo alla sua parola? Amen. Crediamo alla sua parola? Amen. Perché la sua parola è vita per ciascuno di noi. A Dio sia la gloria, per Cristo Gesù. Gloria sia al Signore.